È un fatto inaccettabile, insomma, non possiamo vedere queste cose a Mogliano, poi in una zona come questa, di fronte a una scuola, di fronte a tante attività commerciali. Serve pugno duro, serve aiuto, l'ho chiesto, ho sentito il prefetto ieri sera, oggi ho mandato la convocazione, la richiesta di convocazione ufficiale del Comitato Ordine e Sicurezza. Sicuramente troveremo, insomma, delle misure da mettere in piedi, perché queste cose assolutamente non devono accadere. Non ha mezze misure il sindaco nel chiedere il pugno duro, anche se nella zona della sparatoria, via Italo Svevo, difficilmente potrà essere instaurata una zona rossa, data la tranquillità complessiva dell'area dove i 6 malviventi di origine albanese e residenti nel veneziano si sono dati appuntamento per una resa dei conti. Più facile che venga instaurata in area stazione, ma ora serve agire. Capiremo, insomma, col prefetto, con i comandanti delle varie forze dell'ordine, come intervenire, quali saranno le misure da mettere in atto. Certo è che devono essere misure forti, perché pian piano stiamo vedendo dei segnali che ci preoccupano, e questo è stato veramente un episodio assolutamente da non ripetere, perché fatti come questi a Mogliano non li accettiamo. La sensazione dei cittadini il giorno dopo è da un lato di essere dei miracolati per la scampata strage e dall'altro di non avere più quella sicurezza di camminare tranquilli nemmeno durante il giorno. In quel punto il passaggio infatti è altissimo. Di più, proprio ieri al liceo Berto, a 2 passi dal parcheggio della sparatoria, era programmato alle 18:30 l'Open Day con un notevole passaggio di genitori e ragazzi. Fortunatamente la violenza è avvenuta un paio d'ore prima, altrimenti le conseguenze avrebbero potuto essere ben più gravi. Però ho visto sotto il finestrino la macchia di sangue. È stata una scena toccante, perché ho detto alle 17 in pieno centro io potevo scendere dalla macchina e perdere la vita così senza un motivo. È un brutto segno, ecco, vuol dire che anche Mogliano è coinvolta. Le fa paura ora girare per strada in pieno... È successo così alle 5:30 del pomeriggio, francamente è preoccupante, ecco, come situazione. Indubbiamente più videocamere sarebbe già un primo passo. Sì, anche, è chiaro, forze dell'ordine, sì, una presenza sul territorio rassicurerebbe di più. Perché questa è una zona tranquillissima e sinceramente, cioè, in un piccolo paese succedono queste cose, fa veramente... Poi qui non ci sono telecamere, non c'è niente, è un po' un parcheggio un po'... Cambierà qualcosa nel suo modo di comportarsi ora adesso? Beh, in realtà è già da qualche anno, ne senti di ogni, quindi ti guardi sempre intorno, sì, non sei mai sicura al 100%. E in più questa qui, insomma, è una zona di pomeriggio così ti spaventi. È meglio telecamere di sorveglianza o più presenza dell'esercito o delle forze dell'ordine? Lasciamolo decidere agli esperti, purché facciano qualcosa o ci